Buongiorno da Cortina, buongiorno a tutti gli amici di Passione Dolomiti, sono Sara e oggi vi porto con me a fare un po' di sci da fondo. Dove andiamo di bello? Andiamo sulla ciclabile che porta ad Obbiaco, arriverò fino a Cimabanche e ritorno. Seguitemi perché ci sono dei posti bellissimi che spero di farvi vedere anche nel periodo estivo. Qui mi trovo a Cimabanche, sono a quota 1530 metri ed è la fine del mio giro, faccio retrofront e ritorno a Cortina perché di là si va in Alto Adige e in questo momento non si può andare a causa delle restrizioni Covid. Su questo tracciato si disputa ogni anno la Dobbiaco Cortina, una famosissima gara di sci da fondo a cui partecipano tantissimi atleti di fama internazionale. In questo momento mi trovo all'ex casello ferroviario di Ospitale, perché vi ricordo che qui una volta passava il treno che collegava il Cadore alla Pusteria. Nel mese di giugno qui si corre la Cortina Dobbiaco, una gara di corsa di circa 30 km alla quale io ho partecipato ben 2 volte. Voi l'avete mai fatta? Ora stiamo per entrare in uno dei posti più belli di tutto il tracciato. Questa è la prima galleria, non illuminata. Guarda che meraviglia! E ora entriamo nella seconda galleria. Questa galleria è bella lunga. Quasi finita anche la galleria. Adesso stiamo per uscire alla luce. La giornata oggi è splendida, appena si arriva al sole si sta benissimo. Qui sono alcuni gradi sopra lo zero, la neve è perfetta, come potete sentire è bella croccantina. E qui invece siamo al casello di Fiamme, siamo quasi arrivati. Io sono arrivata, adesso come vi dicevo vado a bermi un botte caldo e approfitto per augurare a tutti voi una buona giornata. A presto amici di Passione Dolomiti.